Ben ritrovati dalla redazione. Previsto traffico da bollino nero, il terzo della stagione estiva sulla rete di autostrade Alto Adriatico per la giornata di domani. Tra sabato e domenica sulla rete è previsto il transito di circa 360.000 mezzi, con particolare concentrazione nei cosiddetti caselli di mare e in particolare sulla barriera dell'Isar. Numeri che confermerebbero quanto già visto lo scorso fine settimana, quando si è registrato un flusso di traffico in aumento del 5,8% sabato 3, con 195.000 transiti, rispetto al sabato omologo del 2023, addirittura del 9,3%, 168.000 transiti, domenica 4 rispetto alla stessa domenica dello scorso anno. Nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, i militari dell'esercito ora sorvegliano anche la zona del Molo Audace a Trieste, una decisione assunta dopo il fatto di cronaca dello scorso 4 agosto con 4 ragazzi di origine pakistana che sono stati feriti in quel punto delle rive da, stando a quanto hanno testimoniato, una quindicina di afghani. Un episodio che ha scosso la città anche perché è avvenuto intorno alle 22 e non a notte fonda. Le indagini della squadra mobile per fare chiarezza su quanto accaduto e individuare i responsabili sono ancora in corso, ma intanto, nell'ambito delle iniziative di prevenzione, il Molo Audace è stato appunto inserito tra le zone dove impiegare gli equipaggi dell'esercito. A seguito di un accordo tra Italia e Austria, dal 2 agosto per tutto il mese a Lignano Sabbiadoro, 2 operatori della polizia austriaca in divisa affiancano gli agenti della questura di Udine in servizio nel locale posto stagionale. Si tratta di una collaborazione ritenuta di grande utilità operativa legata al supporto linguistico che i poliziotti austriaci garantiranno al personale della polizia italiana negli interventi che vedono coinvolti utenti di madrelingua tedesca. L'Università di Trieste ha compiuto ieri 100 anni. L'8 agosto del 1924, con il Regio Decreto numero 1338, fu fondata la Regia Università degli Studi Economici e Commerciali di Trieste, dalla quale poi è nato l'Ateneo multidisciplinare di oggi. Il compleanno è stato festeggiato dalla comunità UniTS nella sede centrale di Piazzale Europa con uno spettacolo condotto dall'attore Davide Calabrese. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Su pianura e costa cielo sereno, sulla zona montana cielo sereno al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio, quando sarà possibile qualche rovescio temporale isolato. Sulla costa al mattino Borino, poi Brezza. Temperature minime in pianura fra 19 e 22, le massime fra 32 e 35 gradi. Per quanto riguarda la costa, minime fra 23 e 25, le massime fra 29 e 32 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.